Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 21 maggio. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino. In prima pagina il titolo principale: Sulla pace, muro di Putin. Si tratta di una affermazione del premier Mario Draghi fatta di fronte agli studenti di una scuola veronese. Un'affermazione che aiuta a introdurre il tema della guerra, che viene anche quest'oggi trattato ampiamente dal Gazzettino come dagli altri giornali. Bruxelles frena Di Maio sul piano per la pace. Helsinki, stop gas russo. Borrell, sosteniamo qualsiasi sforzo, ma prima gli occupanti devono ritirarsi. Draghi, con Putin ho trovato un muro, e Mosca chiude i rubinetti alla Finlandia. La cautela di Kiev sul dossier italiano. Ogni soluzione rispetti l'integrità territoriale. La Cina aumenta l'importazione di gas e petrolio dalla Russia, spesa cresciuta del 75%. Come si vede anche da questi titoli, una situazione certamente complessa, tanto che il Gazzettino chiama questa pagina con questi servizi diplomazia in salita. Il grano passerà dai porti europei per aggirare il blocco di Mosca. La strategia dell'Unione per scongiurare lo scoppio di una crisi alimentare planetaria. Bruxelles, le truppe russe bombardano i campi, saccheggiano le scorte di cibo e sigillano i confini. Il tema è quello della emergenza alimentare, ma passando a temi più propriamente specifici relativi alla guerra in corso, Bucha, quei civili in fila prima di essere uccisi. Il New York Times pubblica un filmato che mostra l'esecuzione di 8 ucraini. Il superstite: ho finto di essere morto, ma ora Kiev lo accusa di alto tradimento. Le immagini risalgono al 4 marzo scorso. Un mese dopo, un fotografo di un'agenzia fotografica ha trovato i cadaveri ancora lì. Kiev ordina la resa di Azov. Salvate le vite dei soldati. Il comandante del battaglione che ha difeso l'assedio di Mariupol: obbedisco. L'acciaieria è completamente in mano dei russi, che ora sposteranno le truppe. Questa una delle novità sul campo di battaglia nella giornata di ieri. Come si vede, continuano le operazioni sul terreno, come anche continua il lavoro diplomatico, che incontra però molte difficoltà. Cambiamo argomento ed andiamo a temi che riguardano la provincia di Belluno. Il Gazzettino nella prima pagina della parte riservata alla provincia bellunese propone questo titolo a tutta pagina: cresce lo stipendio, frena la spesa. In provincia il reddito pro capite è più alto del Veneto, ma gli acquisti di beni durevoli non sono aumentati. Belluno, spiega il Gazzettino, è la provincia veneta con il più alto reddito pro capite, ma è anche quella con il più basso volume di spesa. A rivelarla un'indagine commissionata da Findomestic. Significa che i bellunesi sono potenzialmente più ricchi dei loro vicini di casa veneti, ma tendono a consumare meno e quindi a risparmiare quello che guadagnano. Il presidente di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni, spiega così quello che sta succedendo. Noi bellunesi siamo votati al sacrificio. Se hai delle scorte vivi, altrimenti no. Noi abbiamo paura del futuro. Questo tema viene approfondito nella pagina 2 del Gazzettino. Rispetto alle altre zone del Veneto, qui in provincia si acquista meno, ma le paghe sono le più generose. E poi altri temi di carattere generale: Cortina Banca, bilancio in crescita,
ma il virus pesa. Antonelli, il presidente, solidità patrimoniale aumentata del 29,92%. E ancora, trimestre da record, più 8,1% per le imprese, ma evitiamo illusioni. Il presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno: il clima di fiducia positivo è da leggere con cautela, il problema sarà di riuscire a evadere gli ordini per incassare. Bisogna evitare che si deteriorino ulteriormente le condizioni operative rispetto ai contratti. I risultati in crescita sono sostenuti dall'eredità del 2021 e dall'aumento delle commesse. Nuovo integrativo alla Dixel, più premi per i lavoratori. Agli impiegati 2 giorni di lavoro da casa. Queste alcune novità del contratto integrativo interno alla Dixel Emerson, che ha sede in Alpago. Giro d'Italia in arrivo nel Bellunese, dove sarà nella giornata di sabato 28 maggio. Per questo si staranno studiando i piani per la viabilità e si è deciso che il centro della città di Belluno sarà blindato a partire dal venerdì pomeriggio. Svelate ieri tutte le modifiche alla viabilità cittadina. Il centro off limits alle auto dalle 15 del 27 maggio, tanti anche gli eventi collaterali, dalla Notte Rosa a Belluno Kids Festival, con una giostra a pedali. Non si potrà parcheggiare neanche a Lambioi dalle ore 19 della sera precedente. Il miele delle Dolomiti protagonista a Roma, ma la produzione è in calo. Roby Sport e Bike è un megastore 700 metri quadri alla Veneggia, l'inaugurazione ieri, accolta con grande entusiasmo dai clienti. Degrado giovanile, appello ai candidati a sindaco della città di Belluno. Belluno alza la voce: quale idea avete di città a misura di bambini e di ragazzi? Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Partire dalle cose semplici che sono subito attuabili. La candidata Fusaro ha presentato le 5 liste che la supportano: sicurezza e potenziamento della sanità, i temi centrali per la compagine. Allergie a veleno di api e vespe, ben 300 pazienti, strategie e terapie di allergologia all'ospedale feltrino. Raffica di incidenti a Feltre, un pedone investito. E poi c'è un articolo che ricorda Mario Baldesserra, ucciso dal male a 56 anni. Era noto anche per la sua carriera nel calcio. Addio al nostro portierone. Giocò tra i pali tra gli anni 80 e 90, dimostrandosi un atleta di eccellente valore. In lutto tutto lo sport provinciale. Manifattura Valcismon in crescita, Carpos raddoppia in 2 anni ed ora cerca nuovo personale. Nel corso dell'anno si apriranno tante altre possibilità. San Gregorio nelle Alpi: nei primi 100 giorni rimetteremo in moto il comune. Una civica per ogni civico, con Viecili candidato sindaco, presenta il programma rifiuti, scuola e volontariato. Ed eccoci in Alpago, e per la precisione a Pieve. Transenne alla chiesa, lavori da fare, servono soldi, problemi al cornicione e forse tetto dell'edificio sacro. La spesa è altissima, il parroco costretti ad attingere ai fondi dell'8 per 1000. Borgo Valbelluna e Limana, patto per i servizi sociali e l'assistenza. I 2 comuni siglano un'alleanza per fare rete e collaborare. Il piano serve per gestire le attività e le strategie in modo più qualificato ed economico. Si schianta con la moto a 17 anni, limanese elitrasportato a Treviso. L'incidente ieri a Soverzene, un altro schianto a Longarone. E da Longarone, nuovi campi, oggi l'inaugurazione, si entra gratis per 1 settimana. Il taglio del nastro alle 10 in via Parco con le
autorità. Si tratta dei nuovi campi sportivi polifunzionali vicino all'area adiacente il palasport e la piscina. 100 anni di Mürer, legato alla sua Falcade, scelse di non andarsene. Al via oggi una serie di eventi per ricordare il grande artista della Val del Biois, una lunga staffetta di mostre e convegni. Il ricordo del figlio aveva fiducia nel futuro, con la morte non finisce tutto, lui ne era convinto. Da Belluno, Vicenza al Brasile. Ecco tutti gli appuntamenti. Si inizia nel paese natale il 18 giugno, poi al Museo Fulcis nel capoluogo e l'Ecco arriverà oltre oceano. Decorso lungo per Don Vito De Vido, parroco di Canale d'Agordo, alle prese con le conseguenze di un incidente stradale. E quindi la notizia, data da lui stesso, vi affido a un nuovo prete, sarà Don Matteo Colle a seguire la parrocchia di Canale d'Agordo. Si muove anche la Caritas per il sogno di Mustafa, un sostegno importante alla Cadore SCS che raccoglie i fondi destinati alla famiglia. Alessandra Buzzo, la presidente della Cadore SCS, servono consulenti e avvocati per tutelare gli eredi minori. Mustafa è il 32enne gambiano, ucciso da un albero a ottobre 2021 mentre stava lavorando nei boschi della Val Visdende. Pronta in estate il Ponte Zorzi sul Bigontina a Cortina d'Ampezzo. Coro Comelico, oggi al Cinema Piave la festa per i 56 anni. E dal Gazzettino passiamo al Corriere delle Alpi. In prima pagina, titolo principale, redditi, allarme povertà per un bellunese su 3. In provincia sono 55.000 i lavoratori o i pensionati che percepiscono meno di 15.000 euro annui. La CGIL, dopo il caro bollette per gli anziani, arrivare a fine mese è un'utopia. Come si percepisce, si tratta di una sottolineatura relativa ai redditi bellunesi molto diversa da quella proposta proprio oggi dal Gazzettino di Belluno, che invece parlava di una media di redditi bellunesi superiori a quella veneta. Scrive invece il Corriere delle Alpi, redditi, allarme per le fasce basse, 1 su 3 al limite della povertà. De Carli della CGIL, in provincia 55.000 persone percepiscono meno di 15.000 euro annui. Se la cavano meglio lavoratori autonomi e imprenditori, sono 3.155 i ricchi. Andiamo avanti sulle pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno e che si aprono con la notizia del piano di chiusura delle strade in centro a Belluno in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia di ciclismo. Giro d'Italia, strade chiuse dalle 9:45, centro cittadino blindato da venerdì 27. Predisposto il piano della viabilità, il parcheggio di Lambioi sarà riservato ai mezzi della Carovana Rosa. Bus gratis per tutti in quelle giornate. Oggi giochi e letture per bambini, venerdì paracadutisti in piazza, giovedì uno spettacolo dedicato all'unica donna che ha corso il Giro. Sono varie infatti le manifestazioni che sono state predisposte per celebrare l'arrivo del Giro d'Italia che il 28 maggio correrà la tappa Belluno-Marmolada. Epidemia di Covid in ospedale. È caduto anche il reato di falso. Bortoluzzi e Bortot sono state assolte, Fabbri e Zanella prosciolti dal giudice. I 4 erano già stati scagionati dal favoreggiamento al primario Bianchini. Oggi alle 18 Massimo Cacciari, il filosofo, al Teatro Comunale di Belluno per parlare di democrazia.
Miele, Dolomiti, meteo infausto, mai così male in 10 anni. I cambiamenti climatici e i pesticidi mettono sempre più a rischio le api bellunesi. Intanto il prodotto è riconosciuto da Coldiretti tra i migliori della penisola. Zanzare, sono partite le disinfestazioni anche nelle terre alte. Punture da imenotteri, c'è l'immunoterapia. Contro lo shock anafilattico, l'ULSS Dolomiti promuove le cure che funzionano nel 95% dei casi. Nel 2021 il servizio di allergologia ha preso in carico 330 pazienti. Tra giovani e disagio creiamo una rete per aiutare i ragazzi. L'Associazione per il recupero delle Gabelli scrive ai candidati a sindaco di Belluno e appoggia le richieste del collettivo Belluno alza la voce. Più soldi dalla regione per il soccorso alpino. Il caro energia pesa. Il prezzo del gasolio in aumento, oltre a quello dei materiali, ha convinto l'assessore Lanzarin a erogare oltre 2 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Fusaro, candidata a sindaco, Feltre si è isolata, serve un cambio di rotta. La candidata snocciola pillole del programma con i referenti delle 5 liste che la sostengono. Bona, va ricostruito il clima di fiducia tra i cittadini e l'amministrazione. Addio a Mario Valdisserra, il calcio provinciale perde una colonna. Il portiere fu grande protagonista con il Ripa. I funerali lunedì alle 10:30 in concattedrale a Feltre. San Gregorio, nelle Alpi, una lista trasversale con l'esperto Viecili. Una civica per ogni civico, si intitola, si presenta e punta alla vittoria, 2 obiettivi immediati, la raccolta rifiuti e il bar di Paderno. E ancora da Feltre, la magia dei cori apre il fine settimana del centenario ANA. Con l'auto nella scarpata all'altezza di Busche, una donna all'ospedale. Vola il fatturato e MVC Group potenzia l'organico. La notizia viene da Fonzaso, raggiunti i 134 milioni di euro con un più 42%. Cremonese, anno straordinario, bene tutti i brand. MVC sta per Manifattura Val Cismon. Domani nel Feltrino a porte aperte in 4 ville per scoprire le dimore storiche. Si tratta Villa Alta e Villa San Liberare lungo il viale di Cart, Villa degli Azioni Avogadro e Villa Norcen a Santa Giustina. Giochi di un tempo in Narcisi, weekend colmo di eventi. Siamo in Sinistra Piave, in comune di Borgo Valbelluna. In scena oggi e domani nei cortili e nelle piazze la prima edizione di Melagioco, a Col d'Artent, navette e visite guidate, chiese aperte per frammenti d'arte. Limana, passeggiata in Valmorel, scoprendo la natura. Straordinari maggiorati e premio aumentato per i lavoratori l'X in Alpago. Rinnovato l'integrativo nello stabilimento da 220 dipendenti, flessibilità in entrata e in uscita per logistica e produzione. Bambini del Vaillant, il ministro D'Incà visita Mario Lena a Longarone. L'ex sindaco di Bagni di Lucca, protagonista dell'accoglienza ai piccoli superstiti nella cittadina toscana all'indomani della catastrofe. Inaugurazione dalle 14 degli affreschi a Funes in comune di Chies dal Pago. Ed eccoci ad Agordo.
Battaglia senza fine contro il bostrico. Il caldo riaccende l'infestazione. Il comune di Agordo dispone un esbosco forzato a Squadorc per limitare i danni. Il sindaco Chissalè, difficile fermarlo solo con i tagli, ma non possiamo fare altro. Roccapietore, il comune si prepara al passaggio del Giro d'Italia. Sarà un successo. Ed eccoci a Cortina, Sorapis, lo show del disgelo. Ammalia anche gli abitué. Si tratta del disgelo, gli effetti del disgelo sul lago Sorapis. I gestori del rifugio Vandelli sono appena saliti in riva al lago per preparare la struttura all'estate. Sabrina Pais, spettacolo e colori indescrivibili. Come sempre, siamo rimasti senza parole. Cortina Banca, il 2021 in attivo di 1,7 milioni. Indicatori in crescita. Lotito, tra la Lazio e Auronzo c'è un legame indissolubile. Il presidente della squadra di calcio della capitale elogia gli sforzi dell'amministrazione auronzana per stare al passo delle esigenze del club. E per la sezione culturale segnaliamo l'articolo dedicato all'eredità culturale di Augusto Mürer a 100 anni dalla sua nascita. Un mosaico di eventi celebra lo scultore e artista falcadino legato alla sua terra, calendarizzati eventi tra Bellunese e Veneto e Brasile, i rapporti con poeti e scrittori. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.